economica e sociale del Paese. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività, una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Ragazzi, ma questa è la Cappella Sistina, è stupenda la nostra istituzione. Andiamo a vedere la crosta che ci ha regalato l'Unione Europea. Eccola qua. Questi sono gli articoli che definiscono la società che vuole l'Unione Europea. L'Unione andrà a costituire un mercato interno, questo lavorerà per lo sviluppo sostenibile in senso finanziario, che non vi venga in mente di pensare umano o ambientale, non gliene frega niente, dell'Europa, basato su crescita economica bilanciata e la stabilità dei prezzi, mirando alla piena occupazione e al progresso sociale. Cioè, hanno mirato talmente bene all'occupazione che non hanno mica mancato il bersaglio, L'occupazione è crollata a terra come un piccione morto. Finita. Cioè questa è l'Unione Europea. E dico ragazzi, però, ma com'è che ci siamo ritrovati questi in casa? Ok? Abbiamo visto le mura prima, e questi come hanno fatto ad entrare? Ci ricordiamo l'articolo 54 che cosa dice? Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. Ieri si festeggiava il 25 aprile. Allora, il diritto di resistenza c'è nella nostra Costituzione, è implicito ma c'è. Ieri ho pubblicato proprio una cosa su questo, andatevelo a leggere sul sito, è molto importante, perché ci possono essere delle persone che per loro interesse privato aprono le porte al nemico, però tutti noi dovremmo fare qualcosa, no? Cioè, è casa nostra e abbiamo fatto entrare i ladri. Adesso tra l'altro il problema è che la Costituzione ce la stanno anche cambiando, quindi non è neanche più solo una battaglia di legalità costituzionale, ma anche di legittimità. E cosa si intende per legittimità? Allora, si torna al discorso di prima. Chi è che decide le leggi della comunità? È la comunità stessa. Quindi chi è che le legittima? Vi faccio solo un piccolo schemino del potere, no? Giusto per farvi capire come funziona. Allora, alla base abbiamo l'economia, ok? Non è qui, ve lo fanno credere, no, è proprio qua, è in basso. Sopra abbiamo il piano giuridico, cioè le leggi che determinano il piano economico. Qui sopra abbiamo la politica, ok? La politica che fa le leggi che poi influiscono l'economia. Questa. Perché la politica non faccia le leggi sbagliate, che cosa ci siamo inventati? La Costituzione, che va a imbrigliare un pochettino il piano politico. E sopra la Costituzione, chi è sovrano? Chi è sovrano? Il popolo! Ma ce lo dice la Costituzione stessa, quindi siamo noi. Allora, Sua Signoria Altissima, il popolo sovrano, è pregato di scendere al piano della politica, grazie, per andare finalmente a cambiare i piani sotto, perché qui sta succedendo qualche casino, ok? Quindi gentilmente si scende. Allora, anche perché il primato, quindi abbiamo visto, è della politica. Dobbiamo partecipare responsabilmente e consapevolmente, è condizione imprescindibile della democrazia. Se vi piace è così, altrimenti ci teniamo l'impero. Però poi zitti, non ci si lamenta più, zitti, non ne voglio più sentire una. E partecipare che cosa significa? Partecipare. Allora, io lo so che cosa pensate in questo momento. Tutti voi combattete ogni giorno e avete una vita piena di lotte fino a qua. Quindi io non sto chiedendo a nessuno di aggiungere un'ennesima lotta, perché non ci sta. Quello che dico io è: cercate di razionalizzare le energie e quello che spendete nelle lotte imparate a spenderlo per quelle per cui vale la pena, perché ci sono lotte
minori e ci sono lotte più importanti. Abbiamo visto che questa è la più importante di tutte. Quindi accantonate le liti coi vicini, di andare a litigare col preside della scuola perché la mensa scolastica fa schifo. Tanto avete capito perché la mensa scolastica fa schifo, no? Cioè che lì è inutile che andate a litigare col sindaco perché ci sono le buche sulle strade. Avete capito dov'è? Quindi non perdete tempo in queste cose e dritti lì al punto. 1. Iniziate a guardare le cose, recuperate obiettività e spirito critico. Basta andare dietro a sti politici solo perché sono carini e simpatici e fanno gli slogan, ma chi se ne frega? Cioè io voglio un politico che è anche antipatico ma che sappia fare il suo lavoro, e fare il politico è molto difficile, ed è un onore ed è un onere, e bisogna tornare a fare politica in modo decente. 2. Studiate, informatevi, imparate e capite. Questo è fondamentale. È fondamentale, quindi un po' di energie mettetelo su quello. Perché? Perché la consapevolezza è la chiave, però poi è la volontà che vi permette di girarla nella toppa e farvi uscire dalla gabbia. Abbiamo tutti il nostro compito da portare avanti, tutti. Poi non è mica tanto difficile, quando comprate un elettrodomestico, il libretto di istruzioni lo leggete, ok? Bene. Questa Repubblica ci ha fatto studiare gratis, ci sono stati che non lo fanno, almeno per gratitudine. L'ha fatto perché era un nostro diritto e perché imparassimo quali erano i nostri diritti e potessimo poi difenderli e difendere i principi della nostra comunità. Quindi c'è il libretto anche per fare il cittadino? Sì, c'è anche quello, ve lo leggete per cortesia. Sono principi di macroeconomia, sono principi di diritto, un po' di educazione civica. Una volta si faceva l'elementare, adesso guarda caso non si fa più. Bisogna, prendetevi un po' di tempo e iniziate a studiare. Terzo, questa è la nostra casa, è il Parlamento, qui dobbiamo tornare ad abitare questa casa. Mandateci politici che sanno fare il loro lavoro e che fanno gli interessi della nostra nazione, della nostra Repubblica. Bravo, assolutamente. E poi l'ultima cosa, e questo è un appello che faccio direttamente agli amministratori pubblici, bisogna. Allora, voi siete i rappresentanti di questo Stato, direi i più legittimi se mi permettete, perché voglio tornare alla legge costituzionale 1/2014 che proprio per il fatto della preferenza la legge elettorale nazionale è stata dichiarata illegittima. I vostri cittadini ne hanno dato preferenza, quindi in un certo senso siete voi legittimi e Renzi no, insomma, cioè, fatela pesare che aspetta. Ecco, e cercate di unirvi, di portare queste istanze nelle province, nelle regioni. Fate questo per noi, perché pensate solo un attimo, quanti di noi cittadini a migliaia dovremmo scendere in piazza e protestare per mesi e mesi e mesi per avere lo stesso risultato che 100 sindaci e 5 governatori di regione possono avere in un giorno solo. Fatelo. È quello che vi ho appena detto, gliel'ho appena detto, ragazzi, assolutamente, d'accordo? Ecco. Perché io voglio vivere in una repubblica, e voi? Bene. Brava. Ci sono delle domande su quanto abbiamo detto? Prego. Allora, ha appena detto che loro sono i rappresentanti dello Stato. Ho sentito bene.
i rappresentanti dello Stato. Ah beh, sono degli amministratori dello Stato, certo. No, per me questa è una follia, perché loro sono i rappresentanti di loro cittadini che hanno eletto. Da quando in qua un sindaco è rappresentante dello Stato, non sono mica dei prefetti, loro sono rappresentanti dei loro cittadini, portano le istanze dei cittadini, i desideri dei cittadini allo Stato. Lo Stato siamo noi cittadini. Ok. E quindi qui si cambia da così a così. No, sono comunque amministratori pubblici, ok? Mi correggo, sono amministratori pubblici. Ma la parola rappresentanza ha un significato? Rappresentare non significa, no, rappresenta lo Stato. A parte questo, volevo solo dire questo, avete parlato di sovranità, di riacquisizione della sovranità. Bene, se la sovranità dovesse essere riacquistata dall'Italia, come attualmente, in particolare dal governo che voi avete sbertucciato in tutti i modi, perché quello è il governo che ci sta rappresentando. Se questo è il risultato, cioè avere di nuovo l'italianità, io rifiuto, ma non perché voglia restare in questa, non perché voglia stare in questa Europa ormai fatiscente, ma perché credo e sono convinto che la possibilità dell'Italia di salvare la sua economia sia finita. I dati economici lo vedono veramente e noi non abbiamo più nessuna possibilità di incidere, di cambiare una realtà che ormai è al disfacimento. Per cui, se posso dirlo, il mio unico desiderio, siccome l'Italia non è unitaria, non è mai stata, e economicamente non ha valori nemmeno confrontabili fra certe zone e certe altre zone, la mia unica desiderata soluzione è l'indipendenza assoluta del Veneto. Il Veneto da solo? Beh, dal punto di vista macroeconomico forse è meno realizzabile. Della macroeconomia non mi metto a parlare perché parlerei un'oretta o due, per cui lasciamo perdere. E delle sfondoni che avete detto finora, guardi, anche quelli li lascio perdere perché ho sentito parlare di keynesismo nel 2015, mi sono cascato proprio, mi è cascato tutto. Post, peso che peso, e dopo dell'Argentina, l'Argentina è salvata, ma se è fallita 10 volte nel frattempo. Avete parlato dei dati dell'inflazione che c'è in Argentina, della situazione economica che c'è? Abbiamo parlato del programma di del programma, grazie al cavolo, la piena occupazione pagata da chi? Stampando schei con la fotocopiatrice, e questa è la soluzione. Guardi, se lei ha delle dimostranze può comunque andare a vedere il nostro sito, poi ci sarà l'incontro con Mosler, No. che lei capisce. No, secondo me, scusa, hai fatto il tuo intervento. Secondo me tu non conosci nessuna di queste persone, non conosci l'MMT e ti prego di andartela a studiare. Prima cosa, volevo chiederti, ascolta, allora, quando un comune viene commissariato, chi è che manda il commissario? Dimmi. Chi lo manda il commissario? Oh, ma tu sei risposto da solo. Sei risposto da solo. Allora, guarda, non condivido il discorso che ha fatto. Innanzitutto, la prima battaglia che dobbiamo fare, al di là di chi crede nell'indipendenza del Veneto, io personalmente le potrei dire che sono anche una persona fra queste, perché io credo che il Veneto sia un popolo e se la maggioranza dei cittadini lo vogliono, dal punto di vista del diritto, della democrazia e del diritto dei popoli all'autodeterminazione, per me può anche avere il diritto di scegliere questa strada. Ma al di là di questo, la priorità che abbiamo adesso è quella di difendere l'Italia, di uscire da questo sistema europeo con l'Italia però, perché l'Italia, è inutile negarlo, ha una Costituzione, come diceva Chiara, che non è nemmeno lontanamente paragonabile alle follie che ci vuole imporre questa Europa, mentre un sistema costituzionale per il Veneto attualmente non esiste. Quello al limite è un qualcosa che potrebbe venire dopo, ma adesso dovremmo concentrarci a salvare l'Italia innanzitutto. Non è vero che l'Italia ha fallito per dei meriti suoi. L'Italia ha fallito per dei trattati e alla fine li hanno fatto fallire.
abbiamo ripetuto fino all'inverosimile come in verità il debito pubblico non sia il debito dei cittadini, bensì sia la ricchezza dei cittadini. Il settore privato non può creare il denaro, non può creare la ricchezza. Il fatto che lo Stato una volta abbia speso molto a deficit per arricchire la nostra cittadinanza non ha comportato una disgrazia, ha comportato il fatto, come dicevo prima, che anni 80 e inizio anni 90 le famiglie italiane erano le più ricche al mondo, con 25 e passa per cento di risparmio sulle entrate annue. Quindi dobbiamo capire, prima di dire che l'Italia è un paese fallito, il debito pubblico è la nostra disgrazia, dobbiamo prima di tutto capire come funziona l'economia, nemmeno capire l'MMT, queste sono cose che sono risapute anche in altre correnti economiche. Il problema è che la maggior parte degli economisti queste cose non ce le vogliono dire perché appartengono a quella branca dell'economia che fa l'interesse delle grandi aziende private. L'economia neoliberista che ha lo scopo di distruggere il ruolo sociale dello Stato. E queste cose le dobbiamo capire prima di parlare di eventuali soluzioni. Prego, se c'è qualche altra domanda. Però facciamo un po' il giro, scusi, non per mancanza di rispetto, ma per fare parlare un po' anche le altre persone. Volevo chiedervi solo se, sulla base di tutti i trattati firmati dalla nostra Repubblica, c'è effettivamente la possibilità di uscire dall'euro? O bisogna passare per l'uscita completa dall'Europa? Allora, l'uscita non sarebbe prevista dai trattati, nel senso, come ti hanno chiuso dentro, hanno buttato via la chiave. No, in realtà a un certo punto un governo italiano, uno Stato italiano può scegliere di scindere i trattati europei, anche solo rifacendosi a un principio costituzionale che è quello della parità di condizioni, che è l'articolo 11, o la Convenzione di Vienna, perché è un trattato che non è a pari condizioni ed è ampiamente dimostrabile. Cioè, a un certo punto un sistema si trova, lì si useranno poi delle leve che riguardano il diritto internazionale, perché comunque ricordiamoci che i trattati europei sono tutti trattati di diritto internazionale. Tra l'altro i trattati europei sono una cosa, poi ci sono l'ISM, il Fondo Salva Stati, che è un altro trattato, il Fiscal Compact, che è un altro trattato ancora. Cioè è un insieme di scatole cinesi piuttosto complesso, però lì sarà il Ministero degli Esteri, il governo che si occuperà di questa cosa, il governo insomma in qualche modo si esce. È politica, ragazzi, alla fine è politica. Se posso aggiungere un altro elemento, allora il discorso che fa lei, si può uscire dall'Unione e dall'euro senza uscire dall'Unione Europea, secondo me da un punto di vista giuridico no, perché l'Unione Europea, alla fine l'euro è solo lo strumento con cui questa Europa di fatto ci domina e ci impone questi meccanismi. Ma alla fine tutti i trattati europei sono intrisi in queste logiche antisociali che noi abbiamo denunciato. Se noi, faccio un esempio, riotteniamo la sovranità monetaria, ma non la potremo ad esempio utilizzare per tutelare le nostre imprese, cosa che è vietata dal Trattato di Lisbona, non potremo spendere a deficit oltre un certo limite come ci impongono i trattati europei, alla fine tanto vale restare all'interno dell'euro. Quindi assolutamente bisogna capire il fatto che l'euro è solo uno strumento. I trattati europei sono il loro vero problema, che hanno creato questo strumento per dominarci, per distruggerci. Per uscire dall'Unione Europea in verità si potrebbe, anche dal punto di vista dei trattati, perché è previsto dall'articolo 50 del Trattato di Lisbona, addirittura è possibile anche l'uscita senza consenso con istituzioni europee, trascorso un periodo di 2 anni, mi sembra. Ok. Secondo voi per quale motivo la Grecia, almeno
almeno all'apparenza non sta cercando di uscire dall'euro o uscire dall'Unione Europea, in qualche modo sta cercando in tutti i modi, insomma, di venirne fuori, apparentemente stando alle regole dell'Unione Europea a posto. Grazie. Allora, in Grecia c'è un governo di sinistra, di estrema sinistra, capeggiato da Alexis Tsipras, che assolutamente non è un governo che è favorevole a un ritorno della sovranità del suo popolo. Lui, da un punto di vista politico, ha un'idea molto chiara. Lui tenta in qualche modo di spingere per cambiare gli attuali trattati europei. A parere mio intendo un'operazione demagogica, perché non c'è da parte sua, da parte delle persone che fanno questi discorsi, una coscienza delle origini di questa Unione Europea e dello spirito che alla fine anima questi trattati. Lui ha un'ideologia in qualche modo alter-europeista o alter-mondialista che comunque, a mio parere criminosamente, nega il diritto dei popoli all'autodeterminazione. Personalmente io posso dire che sono favorevole nel costruire a livello mondiale un sistema di collaborazione al fine di tutelare l'amicizia tra i popoli e gli sforzi in comune per migliorare questo mondo, ma assolutamente non sono favorevole a cercare di andare verso un unico Stato mondiale e poi alla fine come lo controlli dalla base un governo che ha tutti questi poteri addirittura a livello mondiale. I popoli non hanno forse diritto, in base alla loro storia, in base alle loro origini, di scegliere alla fine cosa è meglio per loro? Alla fine, guardate, io che vi dico, posso dire, ci sono delle cose anche del modello neoliberista che non sono completamente sbagliate. Non vedo assolutamente una cosa sbagliata, ad esempio che in Europa ci siano dei modelli che si basano di più sul controllo dell'efficienza della spesa pubblica. Potrebbe anche essere un contrattare contro modelli economici forse troppo basati sul sociale, che magari finanziano anche spese improduttive. E viceversa, vedo bene che ci siano anche degli stati come il nostro che si basa sull'economia sociale proprio per creare un contrattare anche per gli eccessi che potrebbero avere questi altri stati che applicano economie più rivolte al neoliberismo. Prego. A una cosa volevo rispondere anche per l'Argentina. Allora, i dati ufficiali pubblicati anche dal Fondo Monetario Internazionale sull'inflazione dell'Argentina sono un 10% in verità, ci sono degli studi privati indipendenti che parlano anche di un 20-25%, che però non è chiaro alla fine. Il confronto avrebbe un senso solo considerando lo stesso paniere di beni prodotti, cosa che alla fine non è mai stata realizzata, quindi ci sono anche questioni politiche che fanno slittare i dati così tanto e creano questa divergenza rispetto ai dati ufficiali. Al di là di questo ricordo che il Fondo Monetario Internazionale, che è l'associazione che alla fine attacca più di tutte l'Argentina, certifica comunque un dato nel suo sito, nel suo database, del 10%. L'Argentina comunque ha una disoccupazione che è del 7% e che è quasi metà di quella che abbiamo noi oggi. È un PIL in crescita, quindi. E prego, se ci sono altre domande. Per la qualità dell'informazione e per questa bella iniziativa, congratulazioni ai relatori anche per la chiarezza. E volevo fare una domanda ai sindaci chiedendogli se queste tematiche vengono portate all'attenzione dell'ANCI Veneto o che voi sappiate se sono promosse all'attenzione anche di ANCI nazionale, se avete provato a fare qualcosa a riguardo, eccetera. Grazie. Dovrei stenderlo più vero sull'ANCI nazionale, voglio dire, poi del governo che ci rappresenta, diciamo, questi fanno gli interessi solo delle grandi città, parliamoci chiaro, perché noi credo che siano decenni che mandiamo documenti congiunti di tutti per cercare di cambiare, di farci sentire, manco ci ricevono.
manco ci ricevono. In provincia di Treviso, non per citare, l'associazione comuni della Marca ha fatto uno stupendo lavoro che riguardava tutti i conti dei comuni, spiegando qual è alla fine il drenaggio che subiamo, quali sono i nostri costi standard. In Veneto, rispetto ai dati ufficiali, quindi non è una presentazione che fa un pasdaran dei comuni, dati ufficiali, Veneto meno 7%, dovrebbero dare il 7%, provincia di Treviso meno 20%, poi ci sono altre eccellenze. E il risultato finale è che hanno tolto nell'ultimo andamento della finanziaria, anzi nell'ultimo accordo che hanno fatto l'altro giorno, dove ci hanno quantificato il taglio comune per comune, che va bene i costi standard, va bene il fabbisogno standard, però chi ha più capacità fiscale paga per tutti gli altri e quindi la musica non cambia. Nell'ANCI queste discussioni sono state portate, io sono anni che esco, sparo sull'ANCI, mi accusano di essere non so cosa, però io ritengo che uno che rappresenta i comuni ma farà interessi dei comuni, non farà mica gli interessi del governo. Guardate, Fassino, basta dire il nome, che è un programma questo che ha fatto, parlamentare, il segretario, il ministro, lo hanno messo in pensione a fare il sindaco di Torino. Andatevi a leggere il bilancio di Torino, andatevi a leggere il bilancio della città di Firenze, che aveva un sindaco fino a poco tempo fa. Leggetevi la sentenza che lo ha assolto della Corte dei Conti rispetto a una vicenda. Io mi dimetterei il giorno dopo, perché è incapace di capire che materia trattava da sindaco. O che avevamo fatto il Presidente del Consiglio. Io per questo che non ho speranze di questo Stato, perché questi sono utili idioti, simpatici, dovrebbe andare a qualche spettacolo di cabarettista, perché non infila uno da un anno, ma se deve parlare male, perché è la disperazione. I numeri sono davanti, cioè a me quando sento parlare di recupero di quanti abbiamo assunti e poi vedo la fila tutti i lunedì e tutti i giorni, perché io facendo il medico sto in paese tutti i giorni, li incontro i cittadini, le problematiche degli imprenditori, dei pensionati, nel mio stesso lavoro della sanità, dove si inventano tutte questioni di controllo per ridurre la spesa. Cioè io devo pensare cosa mi costa oggigiorno, che sono controllato quando mando un esame, e devo dire: guarda Tony, ti ho fatto fare già l'emocromo l'anno scorso, Pardoani che sia a posto, spera di star bene. Questo è il paese che ci stanno costruendo adesso. Guardate, volevo fare il complimento ai sindaci. Io non ascolto molti programmi politici, mi danno fastidio dopo 5 minuti, però sentire due persone che hanno il coraggio di dire con questa chiarezza alcune cose e dove si percepisce anche la forza e la volontà di fare del bene per i propri cittadini, io lo dico di cuore, mi ha colpito, complimenti. Sono d'accordo anch'io. Qualche altra domanda? Va bene, se non ci sono altri interventi direi che possiamo chiudere. Io ringrazio innanzitutto i sindaci per essere venuti ad esporre la loro parte, ringrazio tutti voi per aver partecipato anche con i vostri interventi e vi invito tutti a lottare nel vostro piccolo per la salvezza del nostro popolo. Grazie.